Natascia. Aspetta. Cioè è una ballata su Napoli. Ecco, anche. Sì, a un certo punto ci vuole l'uso del megafono. Sì, prova. E banane per era una prova, ma i banani per coche. I banani sono il tipico classico dei venditori ambulanti di Napoli e la commedia di quest'anno inizia proprio con un venditore che fa i banani. Allora signori, applauso per loro Napolitudine. Forza con le mani, tutti! Nessuno parla, nessuno guarda, nessuno forse segue giù. La storia stessa con mai so anda, non si mancasse proprio giù. Napolitudine a paura, che non sapete che c'è sta fuori. Napolitudine non respira, Napolitudine. Qualcuno senza futuro si impara a tirare a campare. E ma nessuno ce l'ha imparato, bene o male che ci sta. Napolitudine un quartiere, che voce tutte sempre oscure. Napolitudine che mare, lo scognizzello che non grida. Thomas, facciamo vedere tutti. Vai! Qualcuno senza futuro. Facciamo vedere tutti i ragazzi, no? Prego, ragazzi. Dai! Tutti, forza! Qualcuno senza futuro si impara a tirare a campare. Ma nessuno ce l'ha imparato, bene o male che ci sta. Napolitudine non spara, spuca di fama che non fine. Napolitudine non sospira, Napolitudine. Napolitudine a montagna, scusate che vai adoro. Napolitudine non basta, siamo con un parcheggiatore. E non basta le parole, qualcuno canta questa guerra. Ma non ferma le pistole, si va bene la stessa terra. Non è fatta chi comanda, quest'Italia ormai perduta. E trovare la paura, vai giù. Gente proprio ritornare. Cazzema tutto quanto a malucare. Napolitudine Michele, vuole la pizza tutte sere. Napolitudine ho mancato le capoccia, non sta gente dire. Napolitudine ho portato. Napolitudine non manca che si vicina del pavese. Napolitudine ho portella, a stare di che va sapiella. Napolitudine a regina, scusate tutto la cenella. Napolitudine non firma, tutto pettina mano a mano. Napolitudine ho teatro e chi non me la mai curare. Napolitudine la sfoffio, giù passo tempo e giù non muore. Napolitudine l'amica che c'è da rimanendo cuore. Napolitudine sta storia, Ma non sembra mai da solo. Napolitudine a canzone, sempre sempre la lavoro. Ho sbagliato qualche parola, mi scuso prima. Forse quando Maso si arrabbia. Però me l'ha detto 3 minuti fa in realtà. Ok. Allora. Sì, lo facciamo subito perché mi sembra giusto e doveroso. Ragazzi, rimanete tutti quanti in posizione. Allora, abbiamo lì alla mia sinistra, in fondo, la bellissima Felicia, la veterana del gruppo, attrice da 30 anni, Maria Luisa Gremito, e aiuto regia.
Abbiamo la vicepresidente del gruppo Laura Alaia. Abbiamo la voce tenorile Luigi Forte. Abbiamo la piccola ma per tutto Pepe Rossella. Antonia Viglio che vi ha già presentato. Col ciuffo birbante il piccolo Giuseppe Russo. Dietro di lui abbiamo la Pecca, il nostro gruppo. Lui è molto bravo come attore, ma c'ha un grave difetto: è tifoso dell'Inter e non si può. Poi abbiamo una ballerina che non vuole ballare e non la presento perché non lo merita. Poi abbiamo il piccolo Poi abbiamo il piccolo Carmine Nappi, è piccolo, sembra... Io quando ero piccolino così che era, ma guarda. Poi abbiamo Danilo Benz, abbiamo un grande attore che ogni tanto ci fa preoccupare. 2 giorni fa, mentre stavamo facendo le prove, arriva una telefonata, scorri Thomas, che è successo? Andrea si è schiantato con la macchina, per fortuna non si è fatto niente, è vero, ha distrutto la macchina e ha anche torto. C'è il Giovanni che è a letto ammalato, che non è venuto. Abbiamo il nostro cantante Gregorio Rega. Abbiamo un'attrice che nell'arco di 2 anni ha fatto passi da gigante, lei Colomba dello Russo. Abbiamo una new entry, la dottoressa Marianna Riccardi, e abbiamo il mitico Antonio Alfano, e lui è un'altra Pecca perché è tifoso della Juve, non si può. No, ma signori, a proposito, ecco, tergiversiamo. Lo sapete che sulla bandiera della Juve, ecco, mi dice, fa qualche battuta. In un ambiente, cioè stiamo facendo una serata culturale, però una battuta me la devi, se no io poi muoio, no? Non si non posso io, da Juventino sentire queste cose. Veramente, lo so se. Hanno messo Arsene Lupin che ha la mano così. Pure Nico Siciliano, il tifoso della Juve, va bene. No. E allora accomodatevi tutti quanti, ho fatto la bella presentazione dei mattatori, ci siamo quasi tutti. A questo punto,